Irlanda. Terra di castelli medievali. Terra di scogliere maestose. Terra di pub e tradizioni antiche. Una nebbia sottile avvolge antiche valli. Onde atlantiche si infrangono contro scogliere maestose. Valli verdi si perdono all'orizzonte. Benvenuti in Irlanda. Benvenuti su un'isola di smeraldo che si affaccia sull'Oceano Atlantico. Questo è un luogo dove il tempo scorre al ritmo delle maree, dove le 4 stagioni si alternano in un solo giorno, dove antiche leggende vivono ancora tra colline e valli nebbiose. Ma partiamo dall'inizio. L'Irlanda si estende a ovest della Gran Bretagna ed è un'isola divisa in 2 entità, la Repubblica d'Irlanda, indipendente, e l'Irlanda del Nord, parte del Regno Unito. Nonostante questa divisione politica, la cultura celtica e le tradizioni sono condivise e il confine tra le due è quasi impercettibile, c'è solo un sottile cambiamento nel colore dei cartelli stradali. Questa terra è un mosaico di verde, in infinite sfumature, un vero e proprio smeraldo incastonato nell'Atlantico. Ed è proprio da qui che deriva il suo soprannome Isola di Smeraldo. Difatti, circa il 65% del territorio irlandese è agricolo o rurale, uno scenario sereno plasmato da secoli di convivenza tra uomo e natura. Nonostante la sua posizione settentrionale, l'Irlanda gode di un clima oceanico temperato, grazie alla benefica influenza della corrente del Golfo. Qui, la neve è un evento raro, ma la pioggia è una compagna quasi quotidiana. Non è insolito, infatti, sperimentare le 4 stagioni in un solo giorno, dal sole splendente alla pioggia battente, fino a brevi raffiche di vento e momenti di calma serena, tutto nell'arco di poche ore. Inoltre, percorrendo le strade che si snodano attraverso questo paesaggio, ci si imbatte in monumenti più antichi delle piramidi egizie. Newgrange, ad esempio, è un sito neolitico risalente al 3200 a.C. e si erge come testimone di una civiltà che aveva già compreso i segreti del solstizio d'inverno, con i raggi di sole che in questo particolare giorno dell'anno penetrano nella struttura, illuminando il corridoio interno. Altrettanto affascinanti sono le numerose strutture medievali in pietra che punteggiano il paesaggio irlandese, imponenti edifici difensivi che si ergono su colline e scogliere, alcuni con maestose torri circolari, altri circondati da profondi fossati, tutti testimoni di secoli di storia, travagliata tra conflitti, conquiste e strenua resistenza contro gli invasori. Il gaelico irlandese, invece, risuona ancora come prima lingua ufficiale della Repubblica, sebbene l'inglese sia ormai più diffuso. Nelle aree chiamate Gaeltacht, principalmente lungo la costa occidentale, il gaelico è ancora la lingua quotidiana, preservando un patrimonio linguistico millenario.
Questa nazione è comunque sorprendentemente giovane, con una delle popolazioni dall'età media più bassa d'Europa, intorno ai 38 anni. E poi vi è la musica, che è l'anima pulsante dell'Irlanda. Le note musicali sono il filo conduttore che unisce passato e presente, dai ritmi celtici alle ballate popolari, per non parlare degli strumenti tradizionali come il bodhran, il tin whistle, la uilleann pipe e il fiddle, oppure delle celebri band contemporanee come gli U2. Inoltre, i pub irlandesi, con le loro facciate colorate e i nomi evocativi, non sono semplici luoghi dove bere, ma veri e propri centri sociali e culturali. Il trifoglio, invece, pur non essendo il simbolo ufficiale, è intimamente legato all'identità irlandese. Infatti si narra che San Patrizio lo utilizzò per spiegare il concetto della Trinità cristiana agli antichi Celti pagani. Anche da questo si spiega il folklore irlandese, che è un tessuto ricco di storie di druidi, folletti, banshee e giganti. Molte località naturali, infatti, come la spettacolare Giant's Causeway nell'Irlanda del Nord, con le sue 40.000 colonne basaltiche esagonali, sono legate a leggende antichissime. Ma l'influenza irlandese si estende ben oltre i confini dell'isola, con oltre 70 milioni di persone nel mondo che dichiarano origini irlandesi, soprattutto negli Stati Uniti, Canada e Australia. È proprio per questo, forse, che il giorno di San Patrizio è oggi festeggiato in ogni angolo del pianeta, trasformando temporaneamente in irlandesi anche coloro che non hanno una goccia di sangue celtico. Infine, negli ultimi 2 decenni, l'Irlanda ha vissuto una profonda trasformazione economica. Soprattutto Dublino è diventata una base europea per colossi tecnologici come Google, Facebook, Apple, Microsoft e Amazon. Grazie a una fiscalità vantaggiosa, l'isola è ora conosciuta come la Silicon Valley europea. Un contrasto affascinante con l'immagine rurale di pascoli verdi e cottage di pietra. L'Irlanda quindi è molto più di una semplice isola nell'Atlantico. È un paese che ha saputo reinventarsi, mantenendo salde le proprie radici, mentre guarda con decisione al futuro. Ma ora andiamo alla scoperta dei luoghi più incredibili di questa nazione. Scogliere di Moher. Il ruggito dell'Atlantico colpisce una barriera di roccia che si innalza per 214 metri. Qui, sulla costa occidentale dell'Irlanda, le scogliere di Moher sfidano l'oceano da 350 milioni di anni. L'acqua ha scavato grotte alla base delle scogliere. Il vento ha modellato ogni strato di roccia per 8 chilometri e migliaia di uccelli marini hanno fatto di queste pareti la loro casa. La Torre O'Brien, costruita nel 1835, domina il punto più alto. Da qui, nelle giornate limpide, lo sguardo raggiunge le isole Aran e le montagne del Connemara.
sentieri seguono il bordo delle scogliere, mentre la pietra cambia colore con le ore, e le leggende parlano addirittura di una città sommersa sotto le onde. Il periodo migliore per visitare questo luogo è tra aprile e settembre, quando il clima è più stabile, le giornate sono più lunghe e la natura si esprime in tutto il suo splendore. Cobb. Questa piccola città portuale sulla costa irlandese nasconde storie più grandi della sua dimensione. Ad esempio, l'ultimo approdo del Titanic prima del suo viaggio fatale nel 1912, oppure i suoi moli, che hanno visto partire 3 milioni di irlandesi durante la Grande Carestia, cercando nuove vite oltreoceano. Qui, le case colorate a terrazze si aggrappano alle colline che si affacciano sul porto, come spettatori della storia che è stata. La maestosa cattedrale di St. Colman, invece, domina l'orizzonte, con le sue guglie che puntano verso il cielo. Oggi, le navi da crociera approdano dove un tempo la gente emigrava ed i turisti passeggiano sul lungomare, ignari di camminare sulle stesse pietre, calpestate da persone che non sarebbero mai tornate. Inoltre, poco al largo si staglia Spike Island, l'isola fortezza soprannominata l'Alcatraz d'Irlanda, che per secoli ha ospitato prigionieri di guerra, ribelli e criminali comuni. Da qui si può quasi sentire l'eco delle voci dei detenuti che contavano i giorni guardando la libertà di Cobb, così vicina eppure irraggiungibile, oltre lo specchio d'acqua. Giant's Causeway. La costa nord dell'Irlanda del Nord custodisce un enigma geologico che sfida la logica. 40.000 colonne di basalto emergono dal mare, come tasti di un pianoforte primordiale. Sono formazioni esagonali perfette, create non da mani umane, ma da un'antica eruzione vulcanica, seguita da un rapido raffreddamento della lava. La tradizione locale racconta una storia diversa, cioè di un gigante irlandese che costruì questa strada per raggiungere la Scozia e sfidare il suo rivale. Qui la luce cambia durante il giorno, trasformando il paesaggio da grigio a oro, da blu a verde, e le onde dell'Atlantico si infrangono incessantemente contro le colonne, in un confronto che dura da 60 milioni di anni. I turisti saltano da una colonna all'altra, mentre scienza e folklore danzano insieme, lasciando chi osserva nel dubbio su cosa credere.
Dublino. Lungo le sponde del fiume Liffey, Dublino rappresenta l'epicentro culturale dell'Irlanda, dove la letteratura e la tradizione birraria si intrecciano nell'anima della città. Il Trinity College, che è l'istituzione accademica più antica dell'isola, custodisce la spettacolare Long Room. Questa impressionante galleria con archi in quercia protegge migliaia di volumi antichi, creando un'atmosfera che ricorda una cattedrale del sapere. Nel vivace quartiere di Temple Bar, invece, gli eleganti edifici in stile georgiano si affacciano su strade lastricate che pulsano di vita artistica. Non lontano, il castello di Dublino si erge maestoso sulle fondamenta di un antico insediamento vichingo e le sue mura parlano di secoli di storia, conflitti e resistenza che hanno plasmato l'identità della capitale. Infine, passeggiando per le ampie strade georgiane come Merrion Square e St. Stephen's Green, i portali colorati delle tipiche case dublinesi hanno un'eleganza d'altri tempi, mentre i moderni edifici di vetro del quartiere finanziario lungo il fiume mostrano il volto contemporaneo di una capitale europea in continua evoluzione. Ring of Kerry. Un circuito di 179 chilometri che non si limita a mostrare la costa irlandese, ma racconta la storia di questa terra attraverso i secoli. Qui la costa incontra l'oceano in un modo che sfida le aspettative. Difatti, mentre le strade si snodano tra villaggi sospesi nel tempo, il paesaggio si trasforma ad ogni curva. I turisti di solito vengono attratti dalle spettacolari vedute costiere, ma tornano a casa portando nel cuore l'autenticità del luogo, gli incontri con i locali e le loro storie. Lungo il percorso, antiche torri circolari e rovine di castelli medievali si ergono silenziose, mentre le fortezze di pietra si fondono armoniosamente con il paesaggio selvaggio che le circonda. Il Ring non è solo un itinerario turistico, ma un viaggio attraverso la cultura irlandese, dove ogni pietra ha assistito al passaggio di vichinghi, monaci e ribelli. Parco Nazionale del Burren. Un paesaggio lunare in terra irlandese che sfida le aspettative di chiunque lo visiti per la prima volta. Questo territorio di 1500 ettari non presenta alberi o la tipica vegetazione irlandese, ma espone rocce calcaree nude che raccontano 340 milioni di anni di storia terrestre. Il paradosso del Burren, però, si rivela quando tra le fessure della pietra fioriscono piante artiche, mediterranee e alpine fianco a fianco, creando un ecosistema che non dovrebbe e potrebbe esistere. I fiori colorati emergono dal grigio della roccia ogni primavera, mentre le costruzioni neolitiche si mimetizzano con il paesaggio.
Il Burren, inoltre, conserva la più alta concentrazione di tombe megalitiche d'Irlanda, testimonianza di come gli uomini preistorici trovassero significato in questo luogo apparentemente inospitale. Cork. Una città che non si presenta come le altre compagne irlandesi, ma rivela la sua identità attraverso strade disposte su diversi livelli e ponti che collegano i quartieri. Cork si sviluppa attorno al fiume Lee, che si divide e poi si riunisce, creando un'isola urbana. Le strade si snodano su diversi livelli, con ponti che collegano quartieri e storie, ma ciò che sorprende è sicuramente il mercato coperto, dove i venditori offrono prodotti locali nello stesso luogo dal 1788, mantenendo viva una tradizione che ha resistito anche all'era dei supermercati. La torre della chiesa di St. Anne's, invece, permette ai visitatori di suonare le campane che scandiscono il tempo cittadino da secoli. Inoltre, i residenti si definiscono Corkonians prima che irlandesi, riflettendo uno spirito locale che ha portato la città a guadagnarsi il soprannome di «capitale ribelle» durante la lotta per l'indipendenza irlandese. Parco Nazionale di Killarney. Nel cuore dell'Irlanda si trova un territorio che custodisce il passato del paese. Fondato nel 1932, questo parco non offre semplicemente natura, ma svela un mondo dove storia e wilderness esistono in perfetto equilibrio. I cervi attraversano foreste che crescono indisturbate da secoli, mentre i laghi riflettono le nuvole in movimento, come hanno fatto per millenni. Ciò che sorprende di questo luogo è come l'uomo abbia interagito con questo spazio senza dominarlo. Ad esempio, troviamo la tenuta vittoriana di Macross House, circondata da giardini che si fondono gradualmente con la foresta nativa. Oppure, non lontano da qui, sulle sponde del Lough Lane, le suggestive rovine di Ross Castle si specchiano nelle acque placide del lago, evocando i tempi in cui i clan O'Donoghue dominavano la regione. Inoltre, i sentieri che attraversano le foreste di querce e tassi offrono scorci privilegiati sulla vita dei mammiferi locali, dalle volpi rosse alle martore, che prosperano in questo ecosistema protetto. Connemara. Una regione selvaggia nell'ovest irlandese. Questo territorio non rappresenta solo un paesaggio, ma un rifugio culturale, dove tradizioni celtiche sopravvivono non come attrazioni turistiche, ma come vita vissuta. I villaggi si disperdono tra colline e laghi, collegati da strade strette,
che seguono percorsi usati per secoli. Ciò che distingue Connemara da altre zone rurali, però, è la luce che cambia costantemente, trasformando lo stesso luogo più volte al giorno, mentre nuvole e sole si alternano in rapida successione. I muretti di pietra, inoltre, si estendono per migliaia di chilometri, costruiti senza malta e resistenti a venti atlantici, che piegherebbero anche strutture moderne. Ed infine ci sono i ponis di Connemara, razza equina unica al mondo, che vagano semiselvatici in questo paesaggio da centinaia di anni, simbolo di una terra che produce creature resistenti, come i suoi abitanti. Galway. Una città in cui le note musicali escono dalle porte aperte, creando una colonna sonora che cambia ad ogni passo. Galway non si visita, ma si vive attraverso gli incontri nelle sue strade medievali, dove musicisti di strada competono con artisti di ogni tipo, per accaparrarsi l'attenzione dei passanti. La città si divide tra l'antico quartiere latino, dove le tribù mercantili controllavano il commercio nel Medioevo, e la moderna università, che porta energia e innovazione. Il fiume Corrib attraversa il centro, mentre i mercati ed i festival contemporanei trasformano la città in un palcoscenico a cielo aperto. La cattedrale, invece, si erge dal 1965 sulle rive del fiume, con la sua cupola che domina lo skyline cittadino e racconta la storia di una fede che ha plasmato l'identità irlandese. Infine, i pub della città mantengono viva la tradizione delle session musicali, dove musicisti locali e visitatori si uniscono spontaneamente in performance, che durano a volte fino all'alba. Penisola di Dingle. Una penisola che si protende nell'Atlantico, come un dito puntato verso l'America. Qui la strada si restringe fino a diventare un sentiero, mentre i villaggi si riducono a gruppi di case che resistono al vento e al tempo. Dingle ha una concentrazione di oltre 2000 monumenti storici in uno spazio molto contenuto. Ad esempio, i cerchi di pietra raccontano cerimonie di 4000 anni fa, mentre le croci celtiche testimoniano l'arrivo del cristianesimo. Al largo, invece, l'isola di Blasquet conserva le memorie dell'ultima comunità che l'abbandonò nel 1953, quando il governo irlandese decise che la vita lì era diventata troppo pericolosa. Qui, inoltre, i delfini si avvicinano alle barche dei visitatori come facevano con i pescatori dell'età del bronzo. Spesso chi viene per un giorno ci rimane per una settimana, catturato dal ritmo di un luogo dove il tempo si misura con le maree.
isole Aran. Tre isole di pietra che emergono dall'oceano come testimoni di una determinazione umana senza paragoni. Qui la gente ha creato terreno fertile dove non esisteva, trasportando alghe e sabbia sulle rocce nude per generare campi coltivabili. I muri di pietra si estendono per chilometri, dividendo il territorio in minuscoli appezzamenti che proteggono le colture dai venti atlantici. Queste barriere sono state costruite senza malta, resistendo però per secoli, grazie solo all'abilità con cui ogni pietra si incastra con le altre. I residenti, inoltre, vivono tra due mondi. Il primo è quello antico delle leggende celtiche ed il secondo è quello moderno dei traghetti turistici. Va ricordato anche il forte preistorico di Dún Aengus, che si erge sul bordo di una scogliera a picco, sfidando il mare ed il tempo, con la stessa impassibilità dei suoi costruttori. Rocca di Cashel. Un affioramento roccioso che si eleva dalla pianura circostante in un mare di verde. Questo insieme di edifici medievali non rappresenta solo un monumento, ma un capitolo cruciale nella conversione dell'Irlanda al cristianesimo. La tradizione racconta che qui San Patrizio battezzò il re del Munster nel V secolo, cambiando per sempre il corso della storia irlandese. La cattedrale senza tetto permette al cielo di diventare parte dell'architettura, mentre la torre rotonda si erge come un faro, visibile per chilometri. Ci sono anche le croci celtiche nel cimitero, che raccontano storie attraverso i simboli e che mescolano paganesimo e cristianesimo in un linguaggio visivo unico. Si possono anche salire i 61 gradini della torre campanaria e si viene ricompensati con una visione che i re d'Irlanda consideravano degna di una dimora divina. Kinsale. Un porto dove la storia navale e la gastronomia si intrecciano, in un racconto che pochi si aspettano di trovare, in un villaggio di pescatori. Le strade si snodano in salita, dal mare verso la collina, in un labirinto di vie strette e colorate, che nascondono ristoranti rinomati in tutto il paese. Ciò che trasforma Kinsale da semplice località costiera a destinazione di culto è l'evento che si svolse al largo nel 1915, quando un sottomarino tedesco affondò il Lusitania, spingendo l'America verso la Prima Guerra Mondiale. Il forte a stella di Charles Fort, inoltre, sorveglia l'ingresso della baia dal 1677, testimone di battaglie e assedi che hanno segnato il destino dell'Irlanda. I festival gastronomici invece attirano chef da tutto il mondo in questo angolo sud-occidentale dell'isola,
dove il pesce passa dalle barche ai piatti in poche ore. Monti Wicklow. Una catena montuosa che non impressiona per l'altezza, ma sorprende per la storia che custodisce tra le valli e le foreste. Questo massiccio di granito si erge a pochi chilometri da Dublino, eppure contiene nascondigli dove ribelli irlandesi si rifugiarono per anni, sfuggendo alle autorità britanniche. I sentieri attraversano paesaggi che hanno ospitato set cinematografici di produzioni internazionali, trasformando questi monti in star del cinema, senza che molti lo sappiano. Qui troviamo un contrasto tra la wilderness dei suoi picchi e le dimore aristocratiche che punteggiano le valli, testimonianza di un'epoca in cui la conquista inglese ridisegnò il territorio. Inoltre, l'acqua scorre ovunque, creando anche laghi improvvisi e cascate, che appaiono dopo la pioggia per poi scomparire. Glendalough. Una valle nascosta tra i monti Wicklow, dove due laghi si incontrano e il tempo sembra essersi fermato nel VI secolo. Questo insediamento monastico non rappresenta solo un sito archeologico, ma un portale verso un'epoca in cui l'Irlanda veniva chiamata l'isola dei santi e degli studiosi. I monaci che vivevano qui copiavano manoscritti, preservando conoscenze che altrimenti sarebbero andate perdute. Qui le strutture in pietra resistono ancora dopo 1500 anni, con la torre rotonda alta 30 metri che si erge come un faro spirituale, visibile da lontano. I sentieri si diramano dal centro monastico verso la foresta circostante e la valle continua a fungere da rifugio, non più dai vichinghi come un tempo, ma dal ritmo frenetico della vita moderna. Chi cammina qui segue le stesse vie percorse da pellegrini per secoli, in un ciclo di riscoperta che si rinnova con ogni generazione. Giardini di Powers Court. Un mondo creato dalla visione di una famiglia che trasformò una collina selvaggia in un teatro di natura e architettura. Questi giardini non rappresentano solo uno spazio verde, ma raccontano 250 anni di storia irlandese attraverso piante e sculture. La cascata, che è la più alta d'Irlanda, conclude un percorso d'acqua che inizia come un ruscello gentile e termina in un fragore che echeggia nella valle.
Power Scout è una fusione di stili, con l'italiano che si mescola con il giapponese, mentre l'influenza francese dialoga con le tradizioni celtiche, in un esperimento botanico senza precedenti. Le stagioni, inoltre, cambiano completamente l'esperienza del visitatore, con fiori che sbocciano in successione calcolata per garantire colore tutto l'anno. La tenuta rischiò l'abbandono negli anni 70 dopo un devastante incendio, ma il restauro riportò in vita non solo edifici e piante, ma anche tecniche di giardinaggio che sembravano perse. Isola Achill. Un lembo di terra che si protende nell'Atlantico, collegato alla terraferma da un ponte, che ha cambiato per sempre il destino dei suoi abitanti. Questa isola conserva tracce di insediamenti umani risalenti a 5.000 anni fa, con i villaggi abbandonati che raccontano la grande carestia, quando famiglie intere furono costrette a emigrare o morire di fame. Qui troviamo una grande varietà di paesaggi concentrati in uno spazio limitato, con scogliere a strapiombo che lasciano il posto a spiagge, che sembrano trasportate dai Caraibi. Vi è anche la torre di Granuaile, che ricorda l'epoca in cui una donna pirata controllava queste acque, sfidando convenzioni e autorità nel XVI secolo. Infine, i ciclisti e gli escursionisti percorrono le strade costiere dell'isola durante tutto l'anno, affrontando venti atlantici e salite impegnative, per raggiungere punti panoramici che ripagano ogni sforzo con viste idilliache. Abbazia di Kylemore. Un castello gotico che si specchia in un lago non come reliquia di un passato feudale, ma come testimonianza di una storia d'amore tragica. L'edificio venne costruito da Mitchell Henry per sua moglie Margaret, ma lei morì prima di poterlo abitare. Questo luogo non rappresenta solo un'attrazione turistica, ma continua a vivere come scuola e monastero, dove suore benedettine mantengono viva una tradizione educativa iniziata nel 1920. I giardini murati, inoltre, ricreano un microclima che permette a piante esotiche di prosperare, in una delle regioni più piovose d'Irlanda. La chiesa gotica in miniatura, invece, riproduce lo stile di cattedrali europee, ma in scala ridotta, con una precisione che rivela l'ossessione del costruttore per i dettagli. Chi attraversa i cancelli dell'abbazia entra in un mondo dove spiritualità, educazione e bellezza coesistono, come parti di un unico progetto che sfida il tempo. Kilkenny.
Spesso descritta come la più affascinante città medievale d'Irlanda, vanta un patrimonio storico ricco, con il suo imponente castello normanno che si affaccia sul fiume Nore. La città è un vero e proprio tessuto di storia, con strade che si snodano tra edifici ben conservati, come la St. Canice's Cathedral e la Rothe House, che è una residenza del XVI secolo ora trasformata in museo. Kilkenny è anche un centro di artigianato, con numerosi studi di ceramica e vetrerie, oltre a un vivace calendario di eventi culturali, tra cui spicca il Kilkenny Arts Festival. Inoltre, la città non solo celebra la sua eredità medievale, ma continua a essere un luogo di creatività e innovazione, attirando artisti e appassionati di storia da tutto il mondo. Infine, da non perdere sono anche i suoi caratteristici vicoli medievali, come la Medieval Mile, che collega il castello alla cattedrale, offrendo ai visitatori l'opportunità di immergersi completamente nell'atmosfera storica che permea ogni angolo di questa incantevole cittadina irlandese. Doolin. Un villaggio che si presenta come una manciata di case colorate lungo una strada costiera, ma nasconde il cuore pulsante della musica tradizionale irlandese. Questo posto non si vanta di monumenti o attrazioni costruite dall'uomo, ma offre un'esperienza sonora che i visitatori portano con loro per molto tempo, anche dopo la partenza. I pub si trasformano ogni sera in scuole musicali informali, dove musicisti locali e viaggiatori condividono antiche melodie. Questo borgo si trova in una posizione strategica, difatti è porta d'accesso alle scogliere di Moher e alle isole Aran, creando un crocevia turistico e culturale unico. Il porticciolo un tempo accoglieva i pescatori, mentre le rovine del castello di Dunagore dominano la collina sopra il villaggio. La vita qui segue ancora il ritmo delle stagioni più che dell'orologio, con negozi che chiudono durante le tempeste atlantiche e riaprono quando il sole torna a illuminare le facciate delle case in pietra. Castello di Dunguaire. La baia di Galway abbraccia un castello del XVI secolo che domina un piccolo promontorio roccioso. Dunguaire non nacque come residenza di lusso, ma come fortezza difensiva della famiglia O'Higgins in tempi turbolenti. I turisti attraversano oggi lo stesso ponte che un tempo veniva sollevato al calare del sole per proteggere gli abitanti da incursioni nemiche. Le serate, invece, trasformano questo monumento storico con i banchetti medievali che si svolgono tra queste antiche mura di pietra, mentre tra una portata e l'altra ci sono attori che recitano opere irlandesi. Dalla torre principale vi è anche una vista che spazia fino alle colline del Burren, mentre durante l'alta marea l'acqua lambisce le fondamenta, creando l'illusione che l'intero edificio galleggi sul mare.
Donegal. L'estremità nord-occidentale dell'Irlanda nasconde un territorio ancora indomito. Distante dalle rotte turistiche più battute, questa contea mantiene un'autenticità che altrove sta scomparendo. Nei villaggi costieri, ad esempio, il gaelico non è una curiosità per visitatori, ma la lingua quotidiana. La città di Donegal, con il suo centro storico raccolto intorno alla Piazza del Diamante, funge da porta d'accesso a questa terra di contrasti, dove i festival di musica tradizionale riempiono le strade. Le scogliere di Slieve League, invece, precipitano in mare da altezze vertiginose, 3 volte più alte delle più famose Cliffs of Moher. E poi vi è anche il castello di Dó, fortezza del XVI secolo che si erge su una penisola, testimoniando l'epoca in cui i clan MacSweeney controllavano queste terre selvagge. Esplorare questa regione significa perdersi tra valli remote e spiagge deserte, lontano dalle folle, per assaporare un'Irlanda che resiste al passare del tempo. Adare. Il fiume Meigh scorre placido, accanto a uno dei villaggi più fotografati d'Irlanda. Adare rivela 8 secoli di storia irlandese, con case dai tetti di paglia che si allineano lungo la strada principale, mantenute non come attrazioni, ma come abitazioni funzionali. Nel 1200 i Fitzgerald fondarono qui il primo monastero, dando inizio a una tradizione religiosa che portò alla costruzione di 3 abbazie. Le loro rovine testimoniano il passaggio dalle glorie medievali ai tumulti della Riforma, quando molte furono confiscate e riconvertite. Il centro del villaggio ospitava un tempo il mercato, dove contadini e mercanti si scambiavano merci e notizie, mentre oggi questo ruolo sociale è stato assunto dai pub, dove la birra scorre insieme alle storie. Parco Nazionale di Glenveagh. Il secondo parco nazionale più grande d'Irlanda si estende per oltre 16.000 ettari, nel cuore del Donegal. Creato nel 1984, protegge un territorio plasmato dai ghiacciai durante l'ultima era glaciale. Il lago Loch Veigh segna il centro di questa riserva naturale, allungandosi per chilometri, tra montagne che sembrano toccare le nuvole. La natura qui si esprime con forza primordiale. Le torbiere formano un mosaico di colori che cambiano con le stagioni, mentre le brughiere si estendono a perdita d'occhio. Ci sono anche foreste di querce native che riprendono lentamente possesso dei territori da cui erano state eliminate per creare pascoli, mentre i sentieri attraversano habitat diversi, rivelando cascate nascoste e panorami
che pochi turisti conoscono. Glenveagh rappresenta l'Irlanda selvaggia, quella che esisteva prima dell'intervento umano, un rifugio per specie minacciate e per visitatori in cerca di solitudine. Howth. Un villaggio costiero sorge sulla punta di una penisola rocciosa a nord-est di Dublino. I treni portano visitatori qui ogni mezz'ora, trasformando il viaggio da urbano a costiero in pochi minuti. Il porto non serve solo come attrazione turistica, ma continua a funzionare come base per pescatori, che riforniscono i ristoranti locali di pesce fresco ogni giorno. Un sentiero costiero circonda l'intera penisola, passando per scogliere, fari e vedute oceaniche che hanno reso questo luogo popolare fin dall'epoca vittoriana. Per quanto riguarda il panorama spirituale di Howth, invece, è definito da due edifici religiosi che rappresentano periodi distinti della storia locale. Troviamo infatti l'antica abbazia di St. Mary's, le cui rovine del XIII secolo testimoniano i primi insediamenti cristiani, e la chiesa dell'Assunzione, la cui maestosa cupola serve ancora oggi come punto di riferimento per i marinai che rientrano al porto. Solitamente i dublinesi vengono qui nei fine settimana per sfuggire alla città, seguendo una tradizione che dura da generazioni. Passo di Dunloe. Un taglio profondo tra le montagne più alte d'Irlanda si estende per 11 chilometri di strada stretta e tortuosa. Il passo di Dunloe si apre tra i McGillicuddy's Ricks, rivelando 5 laghi collegati dal fiume Loe che scorre attraverso la valle. La mitologia irlandese attribuisce la creazione di questo passaggio al leggendario Finn McCool, che avrebbe diviso le montagne con un colpo della sua spada magica. Inoltre, le antiche testimonianze di insediamenti umani punteggiano il percorso, raccontando secoli di vita in questo ambiente isolato. I turisti attraversano il passo a piedi o su carrozze trainate da cavalli, incontrando greggi di pecore e piccole fattorie che mantengono ancora vive pratiche agricole antichissime. Bantry. La baia più profonda d'Irlanda abbraccia questo porto, dove la storia navale si intreccia con le rivolte irlandesi. Bantry non esiste solo come meta turistica, ma come testimone di eventi che hanno cambiato il corso della nazione.
La piazza centrale ospita il mercato settimanale nello stesso luogo da secoli, mentre i pescatori continuano a portare il loro pescato dal porto. Bantry House, invece, si affaccia sulla baia, conservando tesori raccolti durante il Grand Tour europeo e giardini progettati per creare illusioni prospettiche. Inoltre, le strade della cittadina si sviluppano a raggiera dal porto verso l'entroterra, con edifici in pietra dai colori vivaci che si allineano lungo il lungomare, testimonianza di un'architettura che unisce l'influenza georgiana alla tradizione marinara locale. Portrush. La costa settentrionale dell'Irlanda del Nord ospita una cittadina balneare, dove le famiglie vengono in vacanza da più di 150 anni. Portrush, però, non vive solo d'estate, ma pulsa tutto l'anno come porta d'accesso alla Giant's Causeway. Le 3 spiagge della città si estendono per chilometri, attirando anche i surfisti, che sfidano le onde atlantiche in ogni stagione. Queste spiagge, oltre ad essere un paradiso per gli amanti del mare, offrono anche incantevoli passeggiate panoramiche, dove il blu del mare si fonde con l'orizzonte, regalando ai visitatori momenti di pace e connessione con la natura selvaggia di questa affascinante costa. E poi vi è anche il Luna Park Barry's Amusements, che resiste all'era digitale con giostre d'epoca, che continuano a far divertire bambini e adulti. Lago Derg. Un lago che si estende per 32 chilometri lungo il fiume Shannon, formando un confine naturale tra 3 contee irlandesi. Il Derg non rappresenta solo un ecosistema acquatico, ma un luogo dove spiritualità e svago si incontrano in modi inaspettati. Station Island, ad esempio, che è un'isola nel mezzo del lago conosciuta come Purgatorio di San Patrizio, attira migliaia di pellegrini ogni anno che vengono a praticare riti che risalgono al Medioevo. Molti addirittura camminano a piedi nudi e digiunano per 3 giorni, cercando una connessione con il divino, in un'epoca di distrazioni digitali. I villaggi sulle sponde mantengono un ritmo di vita legato all'acqua, mentre le rovine medievali punteggiano le colline circostanti, ricordando sia i monaci in cerca di isolamento che di clan che controllavano il territorio attraverso torri e castelli. Castello di Blarney. Non solo un antico castello, ma la casa della leggendaria pietra dell'eloquenza, che secondo la tradizione regala il dono della narrazione a chi la bacia, attirando visitatori da tutto il mondo. Questa fortezza del XV secolo si erge su fondamenta ancora più antiche
e per raggiungere la leggendaria pietra, i visitatori devono sdraiarsi e piegarsi all'indietro sopra un vuoto di 25 metri. Dietro questa tradizione si cela un passato di resistenza contro la corona inglese, quando il proprietario del castello usava le parole come arma contro la regina Elisabetta I. Inoltre, i giardini che circondano la struttura raccontano storie altrettanto affascinanti, con percorsi che conducono a diverse formazioni rocciose, dove i druidi, che erano sacerdoti, studiosi e giudici della cultura celtica, praticavano i loro riti e dove si dice che le streghe avrebbero trovato rifugio. Qui, le leggende non sono semplici attrazioni, ma continuano a plasmare l'esperienza dei luoghi. Carlingford. Nell'angolo nord-orientale dell'Irlanda, dove la montagna incontra il mare, si nasconde un villaggio che resiste al passare del tempo. Fondato dai vichinghi più di 1000 anni fa, mantiene il tracciato medievale delle strade, tanto strette che 2 carri non potevano passare affiancati. Le mura normanne servivano per difesa, in un'epoca in cui questo porto collegava l'Irlanda con la Scozia e l'Europa continentale. Il re Giovanni d'Inghilterra, invece, visitò questo luogo nel 1210, lasciando il suo nome al castello, che ancora sorveglia l'ingresso del porto. Infine, le strette vie medievali ospitano accoglienti pub tradizionali e botteghe artigiane che si inseriscono armoniosamente nelle antiche strutture in pietra, dove i turisti possono fermarsi per assaporare la cucina locale, immersi in un'atmosfera che racconta secoli di storia marittima e commerciale. Concludendo questo viaggio visivo attraverso l'Irlanda, ci siamo spostati dall'incanto dei suoi antichi siti megalitici e villaggi pittoreschi alle città dinamiche e alle scogliere spettacolari, esplorando insieme non solo luoghi, ma anche curiosità che rendono ogni angolo di questa isola unico. Speriamo che le immagini e le storie raccontate abbiano arricchito la vostra conoscenza e stimolato il desiderio di esplorare personalmente la straordinaria bellezza di questa affascinante terra di smeraldo.